Ben ritrovati telespettatori nello spazio che precede il notiziario di Tele4. Siamo insieme a Franco Bazzara, patron di Caffè Bazzara. Ben trovato. Innanzitutto grazie a Tele4 per interessarsi sempre di caffè. Siamo la città del caffè, è bene parlarne perché, come a me piace dire, il caffè può sempre offrire ai nostri giovani la possibilità di rimanere in città invece di emigrare. È un prodotto che ti dà la possibilità di innamorarti e acquisire quella passione che, come nel caso mio, ti porta ad avere, vede, mezzo secolo di esperienza caffeicola. E per questo il premio ricevuto anche ieri dal sindaco di Piazza, la medaglia bronzea 50 anni di Bazzara nel caffè a Trieste. E lei ha ragione, è una cosa che mi ha colpito, è stata fatta in coordinamento tra l'altro con i nostri dipendenti, però ricevere dalle istituzioni, in questo caso dal mio sindaco, un riconoscimento per i 50 anni per aver portato anche, così ha scritto, sempre in ogni nostra iniziativa davanti a noi la nostra meravigliosa città, è una cosa che effettivamente emoziona, perché non era aspettata, a differenza dei miei figli non ho lauree, questa la considero una mia piccola laurea, anzi grande laurea personale. Diciamo che ci sono dei progetti in ballo, no? Di riportare il caffè all'altezza della classifica che merita, giusto? C'erano stati anche dei problemini in questi anni e proprio lei stava spingendo per riuscire a dare un altro passo di marcia. Anche qui dice bene, sottolinea alcune cose molto importanti per tutta la città. Devo dire che ho notato, partendo dal nostro governatore Fedriga, la massima attenzione. Noi stiamo promulgando gli stati generali del caffè, perché quello che sta vivendo il caffè è un momento, in 50 anni non ne ricordo uno nemmeno simile, e l'appoggio del nostro governatore per realizzare al Trieste Coffee Experts a dicembre al Savoia, in questo spettacolare hotel, l'incontro tra i più grandi personaggi, non tutti ma numerosi tra i più grandi personaggi del mondo del caffè, per parlare quindi dove lo portiamo e questo prodotto e come, e sicuramente è stato anche fonte di ispirazione per il sindaco stesso, per il presidente della Camera di Commercio, per l'assessore per la sostenibilità e l'ambiente Fabio Scocimaro, che tra l'altro sono argomenti che riguardano proprio questo assessorato, ma il titolo sarà davvero esplosivo, i megatrends del caffè. Quindi non solo per la prima volta gli stati generali del caffè qui a Trieste, città del caffè, ma anche il think tank torrefattori. Stiamo vivendo un momento molto particolare. Trieste è la sede giusta, ne sono certo, per dare il proprio contributo al futuro del prodotto. La tazzina, il simbolo, serve? Il simbolo del caffè all'ingresso della città? Questa è una mia battaglia che comunque faccio assieme, e approfitto per ringraziare l'Associazione Caffè Trieste e la nuova presidente, la Arianna Mingardi di Caffè Amigos, veramente combatte con le unghie e con i denti per Trieste città del caffè. Questo è uno dei punti che noi stiamo portando all'attenzione delle istituzioni. Siamo la città del turismo ormai. E ne parlavo col sindaco proprio ieri, è incredibile, passeggi, ti sembra di essere a Venezia, a Napoli, nelle più belle città, è una bellissima città, e quindi il pensiero che un turista in mezzo a una piazza si trova un simbolo che noi triestini abbiamo esportato grazie ai grandi nomi che abbiamo la fortuna di avere in città, abbiamo esportato in tutto il mondo, penso sia una cosa da fare. Ma c'è margine di trattativa oppure parliamo di questioni, progetti embrionali? Allora, ogni cosa, la burocrazia è sempre un po' limitante, però le cose vanno fatte bene e quindi per avere una, come dire, messa a luogo di questo progetto bisogna avere un po' di pazienza, però la gente mi ferma per strada e mi dice quando vedremo una tazza, no? Col massimo rispetto per Maria Teresa, anzi ricordo che mia madre mi ha dato il nome Franz Josef, quindi assolutamente grande cuore,
però un simbolo del caffè lo meritano tutti gli operatori, lo merita una grande Pacorini, lo merita l'immensa Illy, lo meritano tutte le torrefazioni triestine, la decaffeinizzazione che tra i pochi al mondo abbiamo con la Demus. Abbiamo una filiera del caffè che il mondo ci invidia. Il caffè ha una storia molto ampia, molto grande, che tocca ogni angolo del mondo. Com'è stato per voi sviluppare anche questa storia, entrare in questa storia, insomma anche i principi che vi date dalla vostra nascita? Noi abbiamo scritto 5 libri, altri 10 ci vorranno 3-4 vite perché il tempo non c'è, ma i libri proprio dimostrano quanto noi, con l'essere nati in una città che è caffè, abbiamo ricevuto stimoli meravigliosi. Nel primo libro abbiamo scritto, io e mio fratello Mauro condividiamo tutte le battaglie assieme, ora sono entrati i figli, però nel primo libro abbiamo scritto è la città dove si respira il profumo del caffè portato dal nostro forte vento la Bora, fa parte di noi il caffè. E quindi noi siamo nati in una città caffeicola e devo dire non ci ha mai abbandonato il caffè. Io dico sempre, se un giovane inizia a seminare con duro lavoro, perché le parole sono sempre quelle, nel mondo del caffè, ne sarà beneficiato alla radice quadrata. È una città dove uno non può non diventare quantomeno intenditore, cercare di degustarlo, perché non lo beviamo un buon espresso, dobbiamo degustarlo nei migliori dei modi. Quindi noi siamo stati estremamente agevolati, poi la passione era inevitabile. Lei ovviamente non è produttore soltanto, ma è anche consumatore, come tutti noi. E il caffè, lei è un purista, il caffè lo beve ristretto, nero, oppure lo zucchero e la goccia di latte ci sta? Vede, questa è un'altra domanda importante e le spiego. Ieri ho fatto una visita dal cardiologo che mi ha chiesto, ma mi dica un po' quanti ne beve? E io mi sono limitato un po', ho detto quando sono, come dire, rilassato, tranquillo, ne degusto una decina. Non è una battuta, se uno fa un po' attenzione quando va al supermercato, quando va al bar, io personalmente in azienda, se mio fratello lo degusta con lo zucchero, perché così il consumatore vuole, a me è toccato ordini di nostro padre Dionisio, tu invece lo dovrai degustare puro. Per fortuna, perché io faccio sempre l'esempio, non credo che qualcuno metterebbe la marmellata nel vino, e qui più o meno è uguale, perché se noi ci mettiamo latte e zucchero, poi ognuno è libero di degustarlo come vuole, per carità, però è un'altra cosa, è bere caffè, latte e zucchero. Invece puro mi dà le sensazioni che io richiedo, ci sono tutte, certo bisogna scegliere bene, il bar che ti vuole bene e quindi te lo fa a regola d'arte, e anche nel supermercato provare, poi si trova il proprio. È un po' come tante cose nella vita, però la differenza è che i grandi piaceri della vita, lei mi darà ragione, si contano su 2 mani, forse su una, mentre il caffè rappresenta un piccolo piacere che con pochi soldi possiamo permetterci ogni giorno. A proposito di soldi, ogni tanto montano un po' le polemiche, no? Sull'aumento del prezzo della tazzina, ci sono alcuni locali che lo tengono ancora €1 ma sono pochissimi, altri che si arriva fino a 1,50, 1,60. Qual è la sua opinione su questo? Invito a studiare il lavoro che fanno i nostri amici baristi, ristoratori, proprietari di hotel. Non è la bottiglia e la bibita che stappiamo e versiamo nel bicchiere. Dietro c'è arte, c'è lavorazione, c'è tanta fatica. Quindi, per arrivare in sintesi, la tazzina deve avere un suo prezzo. In tutta Europa, nel nord Europa, ricordo, l'avevo già accennato qui in Tele4, troviamo 3-4 euro un espresso e nessuno si lamenta. €1,50 e probabilmente arriveremo anche a 2, visto il grande caos che ci sta circondando. Mi permetta di fare un esempio. Quando andiamo in vacanza o per lavoro, andiamo all'aeroporto, dobbiamo andare alla toilette, mettiamo €1 e non diamo €1,50 volentieri per uno dei prodotti che ci migliora la vita, perché su questo non ci sono dubbi, il caffè migliora la vita.
Sfattiamo il mito che bisogna bere al massimo 2-3 caffè al giorno. Qual è la quantità giusta secondo lei? Io penso di essere un esempio, perché vado di media a 10 se proprio sono, e posso continuare arrivando anche a una quindicina. Non solo il mio di prodotto, amo anche degustare quello degli altri per capire, no? È una scoperta continua. Dipende un po', è soggettivo, chiaro che se uno ha problemi di cuore meglio è prendere il decaffeinato del mio amico Max Fabian, che tra l'altro mi ha fatto uno scherzo una volta: ti offro un caffè? Certo, ottimo questo, che miscela è? Questo è decaffeinato. Per dire anche una cosa, i livelli che il settore del caffè sta raggiungendo sono eccelsi. Io ho degustato un decaffeinato e non me ne sono accorto. Quindi è un po' soggettivo, però un piacere che, se facciamo attenzione a degustarlo nel modo giusto, può essere molto spesso nel corso della giornata. Cosa deve lasciare un buon caffè in bocca? Quanto deve durare il retrogusto? Lei mi entra nel nostro... E soprattutto, aspetti, perché questa è la domanda proprio da 1 milione, va bevuto il bicchiere d'acqua prima del caffè? È consigliabile? Qui entriamo proprio nell'arte della degustazione, e nel nostro secondo libro, La degustazione del caffè, noi abbiamo fatto un capitolo intero, forse più, su questo, perché è importante, la gente non lo sa. Cioè, se noi andiamo al bar, degustiamo come facciamo di solito, salutiamo l'amico e andiamo via, e non è vita vissuta, è esistere. È la differenza tra vivere e esistere. Se io invece ho la tazzina davanti, controllo sia pulita, non bollente ma tiepida, mi deve dare sensazione. Vedo che a fianco abbiamo un biscottino, un bicchiere d'acqua, io sempre prima ma non dopo, perché qual è la sensazione? La sensazione è che i nostri cugini del vino hanno 1000 peculiarità, però vede, quando noi degustiamo un buon espresso, a differenza del vino, se fatto bene, noi per una quarantina di minuti ci rimane retrogusto. E quindi io consiglio sempre, anche come dieta, io personalmente, andando avanti a tanti caffè, non sento il bisogno di mangiare, perché ho questa sensazione deliziosa che dura una quarantina di minuti. Poi, molto velocemente, guardo la tazza, la crema, deve essere una crema compatta, non deve avere buchi. Allora il nostro amico barista ci vuole bene. Poi lo porto al secondo senso, che è l'olfatto, no? Quindi visto, olfatto. Deve darmi una buona sensazione. Mescolo sempre io col cucchiaino, anche se non metto zucchero, perché si amalgama meglio. Poi degusto. E qui è semplice. Se tu non lo degusti con lo zucchero, se non è buono, senti subito il cattivo sapore, quindi è anche un modo per capire se sto regalandomi un piacere davvero. Quando poi ho degustato, automaticamente rimane la percezione per 40 minuti, quindi tatto la tazzina, me la giro, me la tocco con entrambe le mani. Tutti i sensi, poi c'è anche l'udito. Beh, l'udito è quello comunque, quando entriamo nel bar, che ha ispirato Schutz della Starbucks, il proprietario, è andato a Milano, è entrato in un bar, rumore delle tazze, il flusso per il cappuccino, il vociare della gente, la convivialità e 1000 altre cose, si è fatto mezza Milano e ha creato una Starbucks che apre un coffee shop ogni secondo, o quasi. Ho capito bene, prima la tazzina deve essere tiepida quando viene servito il caffè? Allora, anche questo è un aspetto. Io personalmente e con mio fratello Mauro curiamo molto, abbiamo scelto un'azienda, la Clubhouse, che fornisce i nomi più grandi in tutto il mondo, perché quando cade la goccia dall'attrezzatura non deve spaccarsi, non deve trovare angoli, deve fare un percorso morbido. La tazzina non deve essere, sempre a mio parere, perché poi ognuno la vede come vuole, però non deve essere in ceramica. Per me dovrebbe essere in porcellana. Faccio sempre una battuta, dico, cioè, la ceramica sta bene, ma in altre situazioni. Quando porto alle labbra per degustare un caffè, dovrebbe essere porcellana. E quindi come temperatura tattile non deve bruciare, deve essere amabile da riscaldare la mano, avere possibilmente anche una bella forma. Qui abbiamo la nostra Illy Café che ci ha insegnato l'arte anche nella tazzina con le loro collezioni splendide. Quindi dappertutto arte. Arte. E il bicchiere?
Ora, il bicchiere, noi triestini siamo campioni del mondo nell'inventare, abbiamo inventato un'infinità di modi per degustarlo ed è un vezzo che nessuno ci potrà mai togliere. Quanto cambia il gusto rispetto alla porcellana? Ma è la sensazione più che il gusto. Poi può cambiare anche il gusto, ma qui entriamo in un discorso di puristi. E anch'io spesso amo degustarlo in bicchiere, ho la mia collezione di bicchierini particolari, però dà anche una sensazione il bicchierino di trasparenza. Se uno ama vedere ciò che sta, noi siamo fatti non solo di ciò che leggiamo, di ciò che pensiamo, ma anche di ciò che ci alimenta. Quindi se uno ama vedere il bicchierino, vedere che colore ha, vedere la differenza tra un caffè e l'altro, assolutamente sì anche il bicchierino. Sto facendo il terzo grado, me ne rendo conto, ma ho un'altra domanda. Piacevole. Il caffè della moka. Beh, qui parliamo, mi viene in mente, mi permetta la similitudine, noi abbiamo la grande fortuna di avere radici con l'impero romano che ha insegnato a mezzo mondo un sacco di cose, ma come viene detto, la mamma è Roma, ma la nonna è Atene. In questo caso la moka è la nonna, da lì parte tanto, non dico tutto, perché poi in ogni paese del mondo hanno il loro modo e la loro somministrazione, ma la moka è imprescindibile. Cioè, chi ha come me più di 20 anni si ricorderà bene il rito della nonna che macinava, si sentiva il profumo e poi il gorgoglio della moka. Cioè, queste sono sensazioni di vita che ne so, una piattaforma televisiva che sia Amazon Prime o Netflix non potrà mai sostituire. Ho un minuto e quindi le chiedo, al di là del Trieste Coffee Expert e di altri, certo. Avete altri progetti? Sì, beh, il Trieste Coffee Expert è basilare perché si entra in una fase ormai di evento epocale. Siamo i primi a riunire attorno a un tavolo aziende meravigliose come c'è Michele Canone, brand ambassador per la Lavazza in tutto il mondo, abbiamo i proprietari di Kimbo e di Borbone, avremo Padre Benanti che è consigliere per il governo, per l'intelligenza artificiale, per il Papa, per Gutierrez dell'ONU e un'infinità di altri personaggi, oltre a praticamente tutte le associazioni italiane di settore, la nostra con 300 anni di storia in testa. Gli altri progetti sono, una volta mi è stato detto, ma cosa volete fare nel mondo del caffè? Avete inventato tutto, non siamo nemmeno all'inizio. Quindi ci vorrebbero più trasmissioni. C'è tanta carne al fuoco, carne al fuoco, immagino, devo chiudere, ma si potrebbe chiacchierare per ore. Grazie a Franco Bazzara, Grazie Caffè a voi. Bazzara, 50 anni di caffè, complimenti e buon lavoro ancora. Grazie ancora a voi. Grazie a voi per averci seguito in questo interessante pre-TG. Fra pochi minuti il notiziario di Tele4, fra poco. Buon pomeriggio e ben ritrovati in una nuova edizione del telegiornale meridiano di Tele4. Torniamo a parlare del caso di Liliana Resinovic e torniamo a farlo con le parole di Claudio Sterpin, l'amico del cuore della 63enne di Via Verrocchio che abbiamo intervistato al telefono questa mattina. L'uomo ha ripercorso i momenti antecedenti alla scomparsa ma ha detto molto di più. Sentite le sue parole. Loro hanno fatto un baruffone per la sera, li hanno sentiti in strada. Lui è andato a portare quei famosi coltelli in Rossoni e lei lo aspettava, e questo è provato dalle carte stazionarie. Lei era ferma in macchina ad aspettarlo, lui ha trovato, c'era una specie di degustazione vini al primo piano rispetto a dove lui ha portato i coltelli, e ha portato i coltelli per non doverlo fare la mattina dopo, così lui ha dichiarato che è andato a portare i coltelli là. In realtà lo ha fatto la sera prima, allora era già tutto preparato, pronto il caso. Questo fatto è premeditato da chissà quando, da più persone, io direi una mezza dozzina addirittura in concorso, se non perfino di più.
Un omicidio premeditato, quello di Liliana Resinovic. Di più, almeno 6 persone avrebbero concorso al delitto. Sarebbe andata così, secondo l'amico del cuore della donna, Claudio Sterpin. A 2 giorni dall'udienza di incidente probatorio, dove è stata assunta come prova la testimonianza dell'amico intimo di Liliana Resinovic in ordine ai fatti di omicidio e ai rapporti intrattenuti fra Sterpin, Liliana e in ordine ai rapporti fra la 63enne e il marito Sebastiano e la loro cerchia di amici, come recita il documento del PM Ilaria Iozzi, l'86enne si sfoga in un'intervista al telefono con la nostra emittente. Claudio ripercorre le ore trascorse fra il 13 e il 14 dicembre 2021, giorno della scomparsa di Liliana. Secondo l'86enne, Sebastiano Visintin, indagato per l'omicidio della moglie, avrebbe anticipato il momento della consegna dei coltelli alla pescheria del supermercato in Galleria Rossoni alla sera del 13 dicembre, anziché come previsto la mattina successiva. Era già tutto preparato, pronto, dice Sterpin al telefono, ma non è tutto. Lei ha pianto tutta la notte perché aveva mal di denti, e invece probabilmente ha pianto perché erano in una continua baruffa. Non è escluso che lei avesse accennato qualcosa. E che cosa? Che stava per lasciare il marito? Questo Claudio Sterpin ce lo aveva già raccontato, dicendo che forse la presunta conversazione in cui Liliana avrebbe comunicato a Visintin che il loro rapporto era al capolinea avrebbe determinato la condanna a morte della donna. Intanto nelle scorse ore è emersa la poesia che Liliana avrebbe inviato a Claudio, un testo che comincia così: quando non mi vedrai, quando non ci sarò più, tu cercami, chiudi gli occhi e cercami fra i tuoi ricordi. Suggestive come parole, dato che parliamo di scomparsa e morte di una donna, ma a differenza di quello che si credeva all'inizio, gli opinionisti di tutta Italia si sono scatenati. La poesia non scritta da Liliana non è altro che la foto di un testo che fa parte di una raccolta social di varie poesie scritte da diversi autori, inviato a Claudio non una settimana o 10 giorni prima che la 63enne scomparisse, bensì a ottobre, 2 mesi prima. Questa è una lettera che lei mi ha mandato in tempi non sospetti, sicuramente in tempi non sospetti. Io considero poco meno a ottobre, quando tra di noi si parlava di tutto e di più, compreso il fatto e soprattutto io lo mettevo spesso davanti, cioè era un passo non indifferente quello che lei intendeva fare. Io ero vedovo, per cui non cambiava più di tanto la mia situazione. Lei era ancora accasata col marito, anche se non erano più marito e moglie da anni. Ubriaco, in contromano all'altezza della galleria di Montedoro, un tasso alcolemico elevatissimo. La polizia stradale ha evitato la tragedia. Sentiamo. Alla guida in autostrada, ubriaco e in contromano. Ecco le immagini shock del veicolo all'altezza della galleria di Montedoro. Poteva essere una tragedia, un pericolo per se stesso e per gli altri. Il grave fatto è avvenuto alle 4 del mattino di sabato 7 giugno. Alla guida dell'auto un ragazzo italiano di 31 anni. Per bloccarlo e scongiurare il pericolo è intervenuta la polizia stradale di Trieste. Tutto è partito da una segnalazione della sala operativa della Polizia Stradale di Udine che informava del veicolo in transito contromano in direzione Rabuiese. La Stradale di Trieste, intervenuta immediatamente, ha intercettato la macchina ferma sulla corsia in senso opposto alla giusta direzione di marcia. Il 31enne era semisvenuto, riverso sul volante. I poliziotti lo hanno identificato. Il giovane era in evidente stato di alterazione alcolica, come testimoniato dal test con l'etilometro. Una concentrazione altissima di alcol, 2,6 grammi per litro di sangue, una concentrazione talmente elevata che il ragazzo è sprofondato in uno stato di incoscienza. L'uomo è stato denunciato e il veicolo sequestrato. La vedete nei nostri schermi, la vedo anch'io, Laura Buccarella dal Consiglio regionale fuori dall'aula perché oggi è il giorno della presentazione della mozione di centrodestra, la mozione programmatica di governo dove Federica, il Presidente, ha anche posto la questione di governo, tradotto, insomma la questione di fiducia come ben sappiamo. Laura Buccarella con noi. Laura, a te la linea, che succede? Grazie Gianluca, buongiorno ai telespettatori. Sì, ci troviamo all'esterno dell'aula dove dalle 10 di questa mattina o poco dopo è iniziata la importante seduta del Consiglio regionale sulla mozione, come dicevi tu, sul programma della maggioranza, sulla quale subito il Presidente Fedriga ha posto la questione di governo, quindi appunto la questione della fiducia, perché ha detto si tratta di argomenti
argomenti talmente importanti per il prosieguo dell'azione di governo. Quindi queste le parole con cui il Presidente Fedriga ha poi presentato questa mozione, la numero 158, scaturita dopo la crisi all'interno della maggioranza sorta circa un mese fa dalle dichiarazioni del ministro Luca Ciriani, lo ricordiamo, di Fratelli d'Italia, e poi dalla successiva verifica all'interno della maggioranza stessa che regge questa regione. Oggi quindi la seduta, mentre ci sarà la prossima seduta il primo luglio, martedì prossimo, in cui si voterà questa mozione, ma subito oggi è iniziata questa discussione, quest'ampio dibattito, a tratti anche piuttosto acceso, soprattutto da parte delle opposizioni, e al termine di questo dibattito è intervenuto lo stesso Presidente Fedriga che ha difeso con forza la sua azione di governo e quindi questa mozione. Ma sentiamo che cosa ci ha detto subito dopo il suo intervento in aula il Presidente Fedriga. Poi faremo intervenire invece anche il capogruppo del Partito Democratico Moretti che arriverà qui con noi fra pochissimo. Che intanto sentiamo quello che ci ha detto Fedriga. Sì, perché rispetto a uno stravolgimento della realtà da parte delle opposizioni che hanno voluto portare argomenti che non c'entravano nulla né nel dibattito che c'è stato all'interno della maggioranza né tantomeno in quanto è scritto nella mozione, ho dovuto ribadire, per rispetto del Consiglio stesso ma soprattutto dei cittadini di questa regione, che le strumentalizzazioni non possono trovare sempre e comunque spazio a prescindere dal merito. Noi abbiamo fatto una mozione dove vogliamo rafforzare l'attività di governo, compattare questa maggioranza in un interesse collettivo che ha portato, credo, in questi anni a buoni risultati per la regione, che l'hanno fatta crescere, che hanno diminuito la disoccupazione, che hanno visto avere contributi importanti a favore delle nostre famiglie, a favore delle imprese, per la sostenibilità ambientale. Penso alla norma sul fotovoltaico, dove siamo riusciti, unica regione d'Italia, a differenziare le tasse sulla casa introducendo lo sconto per la prima e seconda casa con Ilia. Quindi penso abbiamo fatto un lavoro importante e vogliamo continuare a farlo. Le opposizioni hanno attaccato molto anche sulla questione sanità. Sì, ma devo dire non entrando nel merito di nulla, quindi è un attacco sapendo che la sanità a livello nazionale è un tema complicatissimo, che ci portiamo avanti da decenni per scelte non fatte 20 anni fa, io non accuso neanche chi mi ha preceduto, ma non fatte 20 anni fa, e sto vedendo la campagna nelle Marche, identico quello che fa il PD e come fanno dappertutto. Serve la serietà sapendo che la sanità è veramente complicatissima e servono anni per risolvere pezzo per pezzo i problemi che sono creati. Faccio un esempio fra i tanti, ma che è immediatamente percepibile. La carenza di medici infermieri, secondo loro la risolviamo oggi o la risolviamo 5 anni fa, quando per formare un medico servono 10 anni da quando ti iscrivi al corso di laurea, figurati prima. È chiaro che qualcuno dice governate da 7 anni, si è capito, ma questi sono problemi che purtroppo hanno una risposta quando si individuano le soluzioni che è nel lungo periodo. Per questo dico non prendiamo in giro i cittadini, basta prendere in giro i cittadini. La verifica di maggioranza è stata necessaria per rafforzare l'unità della coalizione e l'azione di governo. Penso che quindi anche in un momento che non c'è dubbio è stato complicato, però siamo riusciti ad individuare, diciamo, l'aspetto positivo per continuare a lavorare insieme in modo ancora più forte e coeso. Ecco, queste le parole del Presidente Fedriga, rilasciate subito dopo il suo intervento, molto acceso appunto in aula per parlare della mozione appunto della maggioranza. Ci troviamo ora con il capogruppo del Partito Democratico, quindi l'esponente dell'opposizione Diego Moretti, che è anche stato protagonista così anche di un battibecco all'interno proprio di questo dibattito ampio, a tratti aspro, su questa mozione. Allora Moretti, quali sono le critiche principali che avete mosso voi dell'opposizione a questa mozione? Guardi, al di là del contenuto della mozione, che oggettivamente è molto scarno, noi abbiamo contestato alla maggioranza e al Presidente Fedriga che questa è l'ultima puntata di una commedia che ormai si trascina da tempo, che è diventata una sceneggiata e una farsa, che riguarda di fatto solo ed esclusivamente all'interno della maggioranza una lotta di potere legato al terzo mandato. Siccome crediamo che questo sia un tema che ai cittadini non interessa e che di conseguenza i cittadini e le imprese di questa regione non possono essere penalizzati di fronte a quello che succede in sanità, di fronte a quello che succede in altri settori nei quali
c'è un'oggettiva difficoltà, al di là delle grandi risorse che la Regione ha messo in campo. Noi abbiamo ritenuto tutto questo, questa commedia del tutto inutile e poco rispettosa del Consiglio. In più alcune affermazioni del Presidente ci hanno lasciato veramente starefatti. Che cosa in particolare? Questa è legata alla riforma della legge elettorale. La legge elettorale oggi è un elemento di garanzia democratica rispetto a quello che è il potere di un Presidente eletto direttamente e tra l'altro eletto per 2 volte sulla base di regole condivise al momento del voto, rispetto al ruolo del Consiglio e rispetto al ruolo che in una democrazia ha il Consiglio rispetto alla Giunta. Voler cambiare, ridurre gli spazi di democrazia, magari intervenire sulla legge elettorale togliendo le preferenze, lo troviamo del tutto sbagliato e inaccettabile, per cui abbiamo già anticipato che la nostra battaglia su questi temi, ma anche sui temi della sanità, per la quale si rinvia ancora alle situazioni ereditate nel 2018, eppure governano 7 anni, su questo faremo battaglia. Grazie a Diego Moretti, allora buon lavoro. Come avrete visto alle nostre spalle la seduta si è appena conclusa proprio in questi minuti mentre stavamo parlando, quindi dal Consiglio regionale è tutto e vi restituisco la linea. Grazie a Laura Bucarella per questo importante contributo al nostro notiziario e adesso invece passiamo da un consiglio all'altro, andiamo invece in consiglio comunale a Trieste, ripresa della seduta sul tema cabinovia. Oggi il copione è partito come era terminato la scorsa settimana, opposizioni polemiche, centrodestra silente, poi il consigliere Ukmar sgancia la polemica contro il suo schieramento, ma ne sa di più Bernardo Gulotta. La telenovela consigliare sulla cabinovia torna con un nuovo episodio d'aula. Oggi la riunione del Consiglio Comunale si è di fatto ripresa con un copione consolidato. L'opposizione all'attacco e la maggioranza a schierarsi in difesa, che il catenaccio di Nereo Rocco, ripreso poi da Elenio Herrera, può solo spostarsi. Tanto che dopo iniziali frizioni il capogruppo dei Fratelli d'Italia Meddau prende il regolamento e indica il punto dove si specifica che gli interventi devono essere pertinenti. Effettivamente, leggendo il regolamento, l'articolo 46,5 prevede che le controdeduzioni devono essere affrontate, sì, ma devono essere affrontate in modo molto severo ed aderente, quindi devono parlare di quello che è la controdeduzione. Invece qui un po' si parlano dei massimi sistemi, di sondaggi, di articoli, insomma, quindi non penso che sia adatto. Non si muove dalla linea intrapresa all'inizio il fronte sinistro dell'Aula. Paolo Altin della lista Russo commenta quasi seccato la ripresa di questo tipo di lavori. Semplicemente noi non dovremmo essere qui oggi a discutere di cabinovia, avremmo dovuto dapprima interpellare la cittadinanza e poi, se non altro, aspettare il pronunciamento del TAR sui 5 giudizi pendenti. Potevamo aspettare il giudizio del TAR, nel frattempo fare ciò che l'ordinaria amministrazione della città richiede, le tariffe TAR, i debiti fuori bilancio, le variazioni di bilancio e poi all'esito delle pronunce proseguire con i lavori della cabinovia. Il secchio di ghiaccio in una giornata calda lo rovescia il consigliere del PD Ukmar, che inizialmente ne ha per tutti, poi si svincola dalla marcatura della sua fronda politica con una dichiarazione che lo distingue dal coro dei compagni. E il centrosinistra risponde oggi sul giornale dicendo che l'unica alternativa sarebbe il tram sulle rive. Definisco questo modo di procedere del centrosinistra e del centrodestra un massimalismo vuoto e inconcludente che non porta da nessuna parte, vuoto e inconcludente. Anche perché, scusate, il tram sulle rive non si capisce per andare dove e per portare chi. Quindi non sto parlando soltanto, parlo all'Aula e parlo anche al centrosinistra, un massimalismo vuoto e inconcludente, quindi politicamente inutile. Sei all'opposizione e dice la maggioranza o fai come dico io oppure niente, e poi c'è qualcuno del centrosinistra che però ritiene che forse bisognerebbe aprire un altro tipo di ragionamento e viene smentito, e va bene. Siccome io le battaglie per una cosa inutile, cioè il tram sulle rive, non la faccio, fino al voto di questa delibera non interverrò più. Facciano loro che sanno. Ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale, Lionello Schillani con noi al telefono, che ovviamente saluto e ringrazio, così come ringrazio tutta la sala operativa della Polizia Locale di Trieste per i consueti collegamenti. Prego, ispettore. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori.
Allora, la mattinata trascorsa per fortuna tranquilla, oggi meno movimentata di ieri. Viale Miramare non abbiamo avuto segnalazioni di grossi incollionamenti, comunque persiste lo scavo, quindi rallentamenti in zona, fare attenzione. C'è un senso unico alternato regolato da Movieri all'altezza di via Cida San Mare. Lo scavo dovrebbe essere ultimato, speriamo domani, e venerdì in giornata ripristinata la regolare circolazione. Per quanto riguarda altre segnalazioni, attualmente siamo in via dell'Istria, all'altezza della rotonda del cimitero, è stato uno sversamento di sostanza viscida, di olio. Siamo sul posto per la viabilità e insieme alla ditta stiamo bonificando l'asfalto, quindi fare attenzione chi transita in zona, speriamo a breve di riaprire la regolare circolazione, quindi mettere in sicurezza il sito. Per quanto riguarda i lavori, ricordo di fare attenzione, siamo in zona San Giusto, piazzale a Rimembranza e via Rimembranza, arrivano dei mezzi di grosse dimensioni per l'allestimento della manifestazione Triste Estate in Castello di San Giusto. Questi divieti saranno in vigore per quasi tutta l'estate, quindi fare attenzione a non parcare le macchine, perché sennò verranno bloccati i mezzi, quindi dovremo effettuare gli sgomberi. Ricordo ancora che le Rive è sempre interdetta l'area di sosta per la presenza di nave crociera, inoltre anticipo che venerdì le Rive da Tomaseo Mercatovecchio per il concerto già pubblicizzato saranno chiuse già probabilmente dalle ore 17 fino alle 24, cessate esigenze. Ricordo ancora i lavori di segnaletica, rifacimento di segnaletica orizzontale in orario notturno, fare attenzione, come dico, al cantiere mobile e agli operai che lavorano in strada, soprattutto di notte, che sono meno visibili. Siamo nella zona di via Rossetti La Marmora e via Valmaura Servola, e anche nella zona di strada del Friuli Gretta stanno ultimando 2 ditte che lavorano. Queste dipingiture degli attraversamenti, attestamenti e linee di mezzeria. Ricordo ancora il TRISC, quindi l'inversione in senso di marcia della via Marchesetti, fare attenzione, dovrebbe essere ormai già entrato nelle corde di chi abita in zona. Altre cose da segnalare al momento non ho, quindi restituirei la linea. Grazie Schillani, grazie ispettore, buon lavoro a tutti voi, grazie del collegamento. Sì, un buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Grazie ancora alla Polizia Locale, noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, ma torniamo fra poco, state con noi. Torniamo a parlare della polemica scatenatasi in via Udine a Trieste per il nuovo palazzo di 10 piani. Alcune parti della politica e dei residenti non lo vogliono, sentiamo perché. Un nuovo edificio di 10 piani in via Udine tra Roiano e Scorcola sta facendo discutere residenti e opposizione. Alto 34 metri, spicca tra gli altri palazzi del quartiere, in una zona dove solitamente anche piccoli interventi sono soggetti a vincoli. Questa mattina alle 9 i consiglieri di Adesso Trieste hanno organizzato una conferenza stampa proprio sotto l'edificio per denunciare quello che definiscono un intervento fuori scala e fuori contesto. Noi abbiamo fatto il lavoro che deve fare una circoscrizione, cioè raccogliere le istanze, le proteste delle persone che vedono questo ecomostro alle nostre spalle, sia dal punto di vista della parte anteriore che posteriore, quindi via Udine, via Tor San Piero e via Cordaroli. Secondo il gruppo la costruzione è il frutto di un utilizzo forzato delle deroghe previste dal piano casa, una legge regionale che consente ampliamenti anche consistenti, ma che nei centri storici dovrebbe valere solo in casi specifici autorizzati dal comune. Nel 2018 però una modifica approvata dalla maggioranza di centrodestra ha reso possibile applicare il piano casa anche a edifici storici, come quello che sorgeva al civico 67-69 di via Udine. Un passaggio normativo che secondo Adesso Trieste apre la strada a operazioni che rischiano di alterare l'identità della città. Vanno sicuramente cambiate delle norme che sono ingiuste, perché giustamente la cittadinanza si indigna di fronte a una situazione nella quale per cambiare un infisso c'è bisogno di seguire delle regole giustamente stringenti per mantenere la qualità di un'area tutelata, e poi di fronte a quelle stesse finestre viene innalzato un edificio di 34 metri senza alcuna considerazione nei confronti del contesto. A far discutere anche l'aspetto economico, nonostante i 7 nuovi piani, l'intervento non ha previsto contributi di costruzione. Grazie a una combinazione di norme regionali, la superficie imponibile è rimasta sotto il 20% di aumento, anche trasformando il piano terra in parcheggio. Il caso di via Udine solleva dubbi sull'efficacia della pianificazione urbanistica e preoccupazioni per possibili effetti simili in altre aree della città. Le acque della regione godono di buona salute, è il risultato del monitoraggio di Goletta Verde, la storica campagna di Lega Ambiente che ha appena iniziato il suo viaggio partendo dall'Adriatico. Vediamo.
La qualità delle acque in Friuli Venezia Giulia è buona, va posta particolare attenzione a fognature e depuratori per evitare un deterioramento della situazione. È il risultato dei campionamenti di Goletta Verde e di Legambiente, che ha iniziato la sua campagna 2025 proprio dalla nostra regione. I campioni sono stati prelevati in 10 punti della costa dai volontari di Legambiente nella giornata del 5 giugno. Il 100% è risultato entro i limiti di legge. Siamo molto contenti di poter dire che i 10 punti campionati in questa regione sono risultati tutti entro i limiti di legge. I monitoraggi sono stati fatti da volontari e volontarie della Legambiente lo scorso 5 giugno alle foci di fiumi, canali che percorrono la regione e poi appunto analizzati in laboratorio per valutare quello che è la concentrazione di batteri fecali, nello specifico enterococchi ed Escherichia coli. Questo perché questo tipo di batteri sono indicatori di fenomeni di scarsa o assente depurazione lungo tutto l'asta del fiume. In provincia di Trieste sono 3 i punti campionati, uno sul lungomare di Trieste, uno a Barcolo e uno a Sistiana Castelreggio. 3 punti monitorati in provincia di Gorizia, di cui 2 prelevati in mare a Marina Iulia e a Grado, il terzo presso la foce dell'Isonzo. La provincia di Udine comprende il territorio maggiore sulla costa. Qui sono stati effettuati 4 prelievi alle foci del fiume Stella, alla foce del Tagliamento a Lignano e presso lo scarico del depuratore sempre a Lignano. Il punto a mare è stato monitorato lungo la spiaggia di Sabbiadoro. I consigli che in realtà noi diamo da sempre, oltre a supportare comunque le amministrazioni nel miglioramento degli impianti, è anche quello che diamo a cittadini e cittadine di segnalare per esempio gli eventuali scarichi illegali che si possono a volte avvistare e fa parte anche questo della cittadinanza attiva, segnalare quello che pensiamo possa essere una criticità per l'ambiente. Torniamo a parlare anche del campo da basket di Servola, rinnovato e intitolato a Sveva. Nel cuore di Servola il campo di basket dell'area dell'ex cinema è stato rinnovato e dedicato a Sveva, la bambina triestina scomparsa prematuramente nel settembre del 2019 dopo aver combattuto con coraggio contro un tumore al rene diagnosticato nel maggio 2018. Sveva non era solo una giovane guerriera ma anche una grande appassionata di basket, uno sport che amava con tutto il cuore. Oggi è una giornata di festa per Servola ma soprattutto per la servolana. Andiamo a inaugurare il campo di basket completamente riqualificato. Il comune dopo non poche difficoltà è riuscito a portare a termine questa bellissima opera. 180.000 euro di investimento dove è stato riqualificato veramente tutto. Da oggi il campo è utilizzabile dalla Servolana che con i suoi tanti iscritti ne farà sicuramente un bellissimo uso, ne siamo convinti. È un momento di festa anche per la famiglia della piccola Sveva. Sveva è una bambina che è morta prematuramente, i genitori sono delle persone speciali che hanno creato l'associazione Io Tifo Sveva e questo campo viene oggi dedicato a lei con un atto veramente di gioia per il futuro della vita di questi bambini e con un pensiero ovviamente ai bambini che stanno ancora soffrendo. L'intervento di manutenzione straordinaria finanziato con 180.000 euro del programma comunale dedicato agli impianti sportivi ha previsto il rifacimento completo della pavimentazione e la riqualificazione dell'area circostante, rendendo il campo più accessibile e accogliente per tutta la comunità. I lavori affidati all'impresa triestina Pittini sono iniziati nell'agosto 2024 e si sono conclusi a fine maggio di quest'anno, nonostante qualche ritardo dovuto alle condizioni climatiche. Questa intitolazione vuole essere un omaggio affettuoso a Sveva e un segno di speranza per tutte le giovani generazioni, un invito a vivere lo sport con passione e a non arrendersi mai, proprio come ha fatto lei. È tutto per questa edizione del telegiornale di Tele4, grazie per averci seguito, prossimo appuntamento con le notizie questa sera alle 19:30, buon pomeriggio.